Questo studio sicuramente unico, ha preso in considerazione delle condizioni che al netto delle condizioni sanitarie emergenziali ha evidenziato sicuramente una riduzione molto importante di quello che è stata la pressione antropica sull'atmosfera, e questo ha mostrato dei dati che soprattutto nella fase 1 si sono rivelati abbastanza significativi, diversificati per gli inquinanti. Un periodo che tutti sperano di non rivivere, una boccata d'ossigeno certa per l'aria, soprattutto fino alla metà di maggio. L'ARPAV ha pubblicato in questi giorni i dati relativi alla seconda parte dello studio avviato nel periodo dell'emergenza sanitaria. Ridotta del 50% la presenza dei biossidi di azoto, 5.000 tonnellate in meno tra il 1 marzo e il 31 maggio, diminuito con percentuali oscillanti tra il 10 e il 20% il PM10 nello stesso periodo, con l'addio a 150 tonnellate di polveri sottili in Veneto. Questo sicuramente per cause abbastanza evidenti, il traffico che ha subito delle restrizioni assolutamente importanti ha influito molto pesantemente sugli ossidi di azoto e quindi sulla loro riduzione, mentre le attività che influiscono soprattutto sul PM10, il riscaldamento domestico per il primario e l'agricoltura e l'agrozootecnia per il PM10 secondario, non hanno avuto una riduzione particolarmente significativa, anzi sono attività che ovviamente il riscaldamento per la permanenza delle persone in casa è stato utilizzato fino a quasi a metà aprile, e l'agrozootecnia per il fatto che è un filone importantissimo dell'azienda dell'industria alimentare ha continuato a lavorare. Un punto di partenza da cui gli amministratori del territorio del bacino padano potranno trarre indicazioni precise. Questo studio condotto da ARPA andrà a confluire in uno studio più ampio che è stato fatto grazie al progetto Prepare e che tra poche settimane mostrerà proprio questo andamento nei diversi mesi, nelle diverse fasi del lockdown a livello di bacino padano, e questo ovviamente è uno strumento fondamentale per i decisori politici, poiché avranno degli strumenti in più per andare a settare, per andare a modulare le azioni che dovranno essere prese durante il prossimo inverno, che ricordiamo presenta ancora delle incertezze che sono anche incertezze legate all'emergenza sanitaria.